Non c'è futuro per l'agricoltura senza i giovani. Il 32% delle imprese agricole venete è condotto da ultra settantenni. Gli imprenditori sotto i 40 anni sono 4.300 e rappresentano il 7,7% del totale. Una cifra che deve aumentare se vogliamo continuare ad avere un settore primario nella nostra regione. Con questo scopo è stato organizzato a Veneto Agricoltura in Corte Benedettina a Legnaro il primo Open Day rivolto ai giovani aspiranti o neoagricoltori. Al centro della giornata ci sono stati momenti di informazione e di confronto sulle opportunità offerte dal piano di sviluppo rurale. Sì, è un'iniziativa che è stata fortemente voluta dall'assessore all'agricoltura Franco Manzato e mira con questo Open Day Forum Giovani a informare i giovani imprenditori o i potenziali tali imprenditori, nonché i consulenti, sulle opportunità che possono essere recate dal nuovo PSR, il nuovo programma di sviluppo rurale che l'Unione Europea mette a disposizione nell'ambito del 1.200.000 euro che la Regione tramite appunto finanziamenti europei mette a disposizione sulle iniziative per i giovani imprenditori in agricoltura. Durante l'Open Day è stato dato spazio anche alle storie aziendali di alcuni giovani che sono riusciti con soddisfazione a trovare la propria strada nel settore agricolo. Un po' la passione, un po' anche i tempi che ci sono, perché trovare un lavoro con una laurea è praticamente in Italia impossibile. Poi dopo sono sempre stato tratto dalla natura ma non c'è niente da fare. La natura è stupenda, le leggi naturali, oltre a quelle divine, dicono la verità. Sia le leggi monetarie non contano niente, le leggi fiscali, conta solo la natura. La natura l'abbiamo violentata per anni e adesso si sta ribellando. Noi abbiamo come indirizzo nostro è quello di rispettare la natura. Sì, sono molto utili e se posso dare un consiglio a tutti di essere sempre presenti, qualsiasi incontro, qualsiasi relazione che si hanno con delle persone esterne sia del proprio lavoro sia di altri lavori è sempre un fatto positivo per se stessi e per l'azienda che si va a condurre. Diciamo che oggi mi hanno invitato come relatore, anche se mi sarebbe piaciuto essere dall'altra parte, perché comunque sono sempre molto interessato alle novità e a quello che ci presenta il mondo davanti. Ecco.